Amici sportivi appassionati di hockey su pista, benvenuti al Pala Regnani di Scandiano da Sandro Rainieri per la 10ª giornata del campionato nazionale Serie A2. Siamo nel girone A, Roller Hockey Scandiano contro Hockey Tiene, la prima contro la terza. Scandiano è capolista, ha mantenuto sia la testa della classifica che la l'imbattibilità fino a questo momento, la prima giornata di ritorno. Scandiano con la inusuale maglia bianca, ragione è che il Tiene in trasferta ha una maglia blu con strisce gialle e quindi la formazione che deve cambiare casacca è quella di casa, come da sempre avviene, e in questo caso Roller Hockey Scandiano. Diamo le formazioni delle squadre che sono già schierate a metà pista. Lo Roller Hockey Scandiano, vi dicevamo, in maglia bianca, il 71 Jacopo Raveggi, con il 5 Nicola Busani, con il 7 Davide Deinite, con il 9 Alex Rocca, con l'11 Gioele Ganassi, col 19 Ernest Cinquini, col 29 Lorenzo Barbieri, 77 per Filippo Fontanesi, 55 per Riccardo Busani e con il numero 1 il capitano Matteo Vecchi. L'allenatore è Alessandro Cupisti. Hockey Tiene maglia blu
strisce gialle, 18 Nicola Comin, col 5 Francesco Lievore, con il 7 Marco Mandarini, con l'8 Tobias Pellizzari, col 9 Alberto Rigo, con il 13 Andrea Poli, col 16 Filippo Ballardin, col 17 Alessandro Conzato, che è anche il capitano, col 19 Damiano Dalprà, col 10 Alberto Dalla Vecchia, allenatore Nicola Retis. Arbitrerà l'incontro Daniele Moretti, coadiuvato al tavolo da Andrea Uguzzoni. È il big match di questa giornata, di questa 10ª giornata, la prima giornata di ritorno. Scandiano Tiene. Si giocheranno anche oggi Novara Sandrigo e Montecchio Correggio e Bassano Seregno, mentre il 27 di marzo si giocherà l'altro big match, Breganze Modena. Poteva essere un big match forse qualche tempo fa nei pronostici, perché Modena, Novara e Breganze erano le maggiori accreditate al passaggio del categoria, ma è ora Scandiano che comanda in testa la classifica. C'è stato il big match, la 9ª giornata, l'ultima di andata proprio qui al Palaregnani 7 giorni or sono, tra Rolle Rocca Scandiano e Azzurra Novara, terminato 3-3 in una bellissima partita, sicuramente dai ritmi di A1 e anche dai contenuti. Pareggio anche per l'Hockey Tiene, per scontro tra la terza e la quarta, Tiene Correggio, che è finito per 4-4 e quindi mantengono invariate le posizioni di una classifica che andiamo a leggere. Scandiano con 21, Novara con 19, Tiene 15, Correggio 14, Breganze 13, Modena 12, Bassano 11 insieme al Montecchio, Seregno 8, chiude la classifica Sandrigo a un punto. Vediamo anche la prossima settimana, si giocherà di sabato Tiene Montecchio, derby veneto, e domenica 17 Sandrigo Scandiano. Interessante anche Modena Novara, che sarà a questo punto il big match della prossima giornata. Ma veniamo a questa partita cercando di indovinare i quintetti. Sì, adesso anche il Tiene al completo, quindi quintetto per il Tiene che si schiera da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, dei canali FISR YouTube. In porta Nicola Comin, agli esterni Ballardin, Poli, Rigo e Capitan Conzato. Da sinistra verso destra Scandiano con in porta Matteo Vecchi e gli esterni Cinquini, Rocca, Barbieri e Ganassi. Parte titolare questa sera. Inizia intanto la partita col Tiene col primo possesso, Conzato il possesso di pallina, scarica per Rigo, Scandiano che marca a uomo in queste prime battute, recupera subito palla, già un 2 contro 1, Gioele Ganassi in avanti per Rocca, ancora per Ganassi, ha cercato il tunnel su Ballardin, non riuscito in questo 2 contro 1, quindi sfuma la possibilità per Scandiano, ritmi subito veloci, poi la stecca rimane lì di Conzato, l'arbitro al cartellino in mano, Daniele Moretti lo espelle, ha impedito le partenze di Cinquini, sembrava potesse ripartire, poi la stecca è rimasta incollata al pattino del giocatore in maglia bianca del Rolle Rocca Scandiano, e subito Lollo Barbieri ha l'opportunità di portare in vantaggio Scandiano dopo 25 secondi, già un tiro diretto. Fino a poco tempo fa era un cecchino Lollo Barbieri, ora ha un 1 su 5, tutto pronto, parte Lollo Barbieri, gol! Sblocca subito la partita Scandiano con Lollo Barbieri che fa 2 su 6, ma quello che è più importante è che dopo 25 secondi porta in vantaggio Rolle Rocca Scandiano e esulta col pubblico non ancora numeroso. Ricordiamo che a Scandiano il Palerniani si riempie un pochino con il tempo e alle 18.03 è ancora presto per alcuni tifosi per accedere a questa struttura, quindi li aspettiamo come al solito numerosi. Lollo Barbieri subito in Scandiano in vantaggio 1-0, proprio come nella gara di andata che si concluse 4-1 per Scandiano, quando allora fu Filippo Fontanesi a portare nelle prime battute la squadra di Scandiano in vantaggio. Ora subito Tiene, cerca di farsi pericoloso dalle parti di Matteo Vecchi che rientra, attenzione ora il taglio molto bello di Ballardin, pescato da Rigo. Attenzione a questi attacchi veloci da parti del Tiene, bisognerà abituarsi perché una squadra che gioca in velocità con i ritmi molto alti, l'abbiamo detto anche in settimana con l'allenatore Cupisti e con Gioele Ganassi nelle consuete interviste infrasettimanali. Vediamo intanto Poli, bel taglio di Conzato che cerca di guadagnarsi una fetta di pista, non vi riesce, scarica ancora per Poli, Cupisti arrabbiatissimo coi suoi che devono seguire
con più precisione gli avversari. Vediamo che cambia molti quintetti di partenza l'allenatore Viareggino per quanto riguarda ovviamente il Roller Hockey Scandiano. Stavolta ha toccato questo inedito quintetto Rocca, Cinquini, Barbieri e Ganassi. Ma dopo 25 secondi subito Scandiano in vantaggio, già pronto intanto Davide Deinite, cannoniere principe scandianese con 10 reti, doppia cifra per lui. Sponda tiene, doppia cifra per Rigo e Poli. Ora in avanti Ballardin, cerca un tunnel e poi si trova la palla con un rimpallo, dopo un rimpallo e gela Scandiano con questa rete in gancio molto bello davanti a Vecchi, fortunato subito, poi è stato molto bravo a trafiggere l'incolpevole portiere scandianese, portare subito dopo 2 minuti e 6 secondi in parità il match. In avanti ora Scandiano cercando di ripristinare il vantaggio che si era procurato dopo 25 secondi con la rete di Lollo Barbieri. Su tiro diretto Gioele Ganassi va dietro porta, cerca Rocca che gli arriva la palla, poi cerca di liberarsi di Poli, non vi riesce ancora Rocca in possesso, si libera dell'avversario, va in porta, il tiro gli esce un po' fiacco, recupera comunque palla Barbieri, ancora Rocca, ritmi molto veloci, l'abbiamo detto. Ora Rocca cerca Deinite che è appena entrato, ma non vi riesce. È uscito Cinquini, è entrato Deinite in questi primissimi minuti. Poi Rigo scarica su Dalprà che intanto è entrato, Sponda tiene, Meano Dalprà, Poli all'indietro per Rigo. Bisogna fare attenzione a queste ripartenze veloci quando alzano il ritmo i giocatori di Nicola Retis, possono fare male. Ora Rocca riesce a uscire bene da questa situazione, organizza un 3 contro 2, si piazza il tiro in porta, Comin risponde presente come sulla prima parata, attenzione il contropiede di Ballardin velocissimo dall'altra parte, poteva servire Poli che lo guarda un po' così, va alla conclusione deviata da Ganassi che intanto rientrava dalle retrovie e quindi tiene che ancora in possesso di pallina. Vediamo, gara d'andata terminò con Scandiano avanti che si è imposto per 4-1, palla ceccato di tiro, quindi Tiene vorrà rifarsi questa partita. Salutiamo tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando, soprattutto da Tiene e tutti coloro che sono in collegamento. Sandro Rainiere alla voce, Alessandra Tirelli alle riprese, Davide, Fabio e Leo in regia. Attenzione, Deinite subito dopo questa conclusione di Rocca, poi dall'altra parte questo assist di Rocca, poi dall'altra parte Rigo spara fuori questo contropiede in 1 contro 1, ancora Deinite cerca spazio, trova bene Ganassi che al volo non impensierisce però Poli che va subito in contropiede, dall'altra parte ci arriva Vecchi con una super parata su Ballardin. Velocissimi giocatori di Nicola Retis, subito dall'altra parte dovrà stare attento Scandiano a non lasciare troppo scoperta la difesa, troppi contropiedi subiti in questi primi 4 minuti e 06 trascorsi, 1-1 tra Scandiano e Tiene. Non può ripartire, deve battere dal punto giusto pallina che è l'angolo basso, ha ragione qua l'arbitro Daniele Moretti a farsi intendere. Tiene, vanno in gol parecchi giocatori, abbiamo detto Rigo e Poli a 10 reti, poi vediamo Mandarini 3, Luotti 5 che non c'è comunque stasera, Dalprà 3, Gonzato 4, 5, Ballardin 4, Pellizzari 1, insomma segnano un po' tutti e quindi bisogna prestare molta attenzione. Qua è libero Rigo, ci va subito Barbieri a cercare di impedirgli un tiro che avviene, attento Vecchi che ha ripreso il posto del titolare stasera, titolari non ce ne sono, Scandiano giocano un po' l'uno un po' l'altro, lo sappiamo ormai da un paio d'anni, come non ci sono neanche titolari fissi nei quintetti perché comunque li ruota sempre tutti quanti i giocatori. Qua ad esempio pronto Gian Nicolò Busani a rientrare in pista Barbieri,
fuori per Deinite, tiro potente che cerca subito di sfruttare. Il rimpallo favorisce Ballardin che va in avanti, attenzione che ha un po' di spazio, poi all'indietro scambia con Rigo, poi bella palla di Dalprà per l'uscente Poli dal dietro porta, si intendono i due, poi bravo Deinite a frapporsi a impedire questa conclusione. Intanto c'è il primo time out di questa partita, esce intanto Giulio Ganassi e entra Nicolo Busani a far parte di questa contesa e come avevo pronosticato il pubblico comincia ad affollare le tribune del Pararegnani, che adesso sono come al solito quasi piene. Questi primi minuti di gioco ho visto Scandiano passare subito in vantaggio dopo una ripartenza di Ernest Cinquini steso, e Lollo Barbieri ha approfittato di questo tiro diretto per la sua sesta marcatura in stagione. Poi è venuto il pareggio, subito tiene con 1-1 che al momento è il risultato di questo match. Col gol di Ballardin. Sì, Ballardin questa rete a 5, avevo detto a 4, ma quella di stasera è a 5. Questa prima giornata di ritorno, Scandiano ancora imbattuto. Rocca intanto il possesso di pallina, scarica su Deinite, controllati sempre a uomo dalla formazione di Nicola Reti. Nicola Reti giocato fino a un paio di anni fa, sempre giocatore molto tecnico, molta classe, giocatore proprio di categoria N2, era molto sprecato, ora guida questa stagione. Ragazzi dell'Hockey tiene, ora in possesso di palla Dalprà, cerca di liberarsi del proprio avversario, poi sparacchia lontano Conzato, non si intende con Poli, 5 secondi per liberarsi della palla, non riescono i giocatori di Nicola Retic, quindi ci sarà possesso per i giocatori stasera in maglia bianca dell'Alessandro Cupisti. Cercano di scambiare Deinite e Busani, attento Poli che si perde per un attimo Deinite che inciampa e quindi perde palla, va in contropiede, ora il tiene con Ballardin, l'autore del pareggio, taglio di Conzato, ancora Ballardin al calcio della palla, poi l'arbitro Moretti vede un possesso, una trattenuta della palla sulla balaustra da parte di Busani, quindi riprende il gioco con tiene in possesso di pallina, tiene che sta tenendo molto bene la pista. Vediamo, quando vediamo i giocatori, la squadra che giocano in trasferta, vediamo i giocatori avere qualche problema solitamente con i primi pattinaggi, i primi possessi, invece devo dire che hanno fatto un ottimo riscaldamento perché tengono molto bene la pista, si vede nel pattinaggio e nel controllo di palla. Barbieri all'indietro per Deinite, da lontano gestisce palla insieme ai suoi compagni, aspetta l'uscita di Roca che è in avanti verso il dietro porta, poi Deinite per Roca, controllati i giocatori di Cupisti alla distanza, arpiona Dalprà la conclusione dalla sua porta di Barbieri, poi Barbieri stesso va a cercare di disturbare Dalprà che riesce a liberarsi della marcatura abbastanza asfissiante del 29 maglia bianca, poi l'uscita di Poli che cerca Ballardin, contropiede scandianese ora per Busani e il tiro di Barbieri, poi ancora Deinite, un'altra possibilità, poi arriva questo attacco scandianese, poi subito vedete come partono veloce giocatori di Retis, poi bravo qua Rocca e in seconda battuta Barbieri a impedire a Poli una conclusione facile, partono velocissimamente in attacco, sfruttano le punizioni in modo molto veloce i Veneti. Dalprà, Conzato, Ballardin, ancora Dalprà, 17:30 da giocare di questo primo tempo, 1-1 tra Scandiano e Tiene, parte in contropiede Rocca, in 2 contro 2 Rocca, tiro di Rocca, piazzato, ci arriva ancora Comin, che ovviamente è un portiere molto esperto per la categoria, anche giocato anche anni di A1, tanto cerca la conclusione sul primo palo Conzato, imprecisa, prende solo l'esterno della rete,
quindi Scandiano può riprendere, tessere la tela per cercare una conclusione pericolosa. Rocca dietro porta per Nicolo Busani, tutto chiuso, nessuno in area, quindi quello deve cercarsi uno spazio che non trova, perché il Pralo marca bene, poi marca molto alto la difesa del Tiene, poi ha celebrato molto bene con Barbieri, non trovato dal suo compagno in questo taglio. Poli dall'altra parte cerca un tiro, più che un tiro era una specie di assist giunto un po' troppo forte a destinazione, quindi nulla di fatto. Pronto anche Fontanesi a entrare in pista al posto di Barbieri, lo fa in questo momento. Fontanesi che aveva sbloccato il match d'andata, aveva permesso a Scandiano, uno Scandiano allora molto cinico in quella partita, quel 4-1, subito a conclusione di Fontanesi, finisce fuori. Buona l'idea anche, forse un po' ancora freddo, il 77 maglia bianca questa sera. Pronto anche Mandarini, lato Tiene. Del Pra, attenzione che chiede l'intervento dell'arbitro dei Nite, ha preso un colpo in faccia dalla pallina su deviazione della sua stessa stecca. Se abbiamo visto bene, va a sincerare al collo, va a sincerarsi l'arbitro che sia tutto a posto e quindi può riprendere il gioco. Ci ha voluto vedere chiaro dei Nite sulla sua situazione, perché una pallinata, ve lo garantisco, non fa assolutamente bene, stare attenti. Esce intanto dei blocchi Fontanesi, va a scambiare con dei Nite, che da ultimo uomo tenta una conclusione, poi una palla ritorna in posizione pericolosa, ma c'è Conzato che va in avanti, a dietro porta, zingarata, poi all'indietro per Poli, testa alto, gran giocatore Poli, attenzione, si libera Poli, bella palla al bacio, forse non ha visto bene che Ballardini però era marcato. Poi dall'altra parte siamo già in area con Fontanesi, controlla questa bella palla. Fontanesi inserito soprattutto anche per dare profondità alla manovra scandianese, ci si può sempre contare sulla sua fisicità, sul suo possesso per far salire le squadre. Una squadra che gioca molto elastico, quella Scandiano, tiene sempre un uomo molto lontano, come in questo momento Rocca. Bella palla di Busani per Fontanesi che non riesce a concludere, controllato dal neoentrato 7 Mandarini, che poi non commette fallo, va a entrare contro 2, attenzione del stesso Mandarini, cincisca un po' con la palla e subito Fontanesi dall'altra parte, bella palla per Busani, Nicolò tira, gol di Busani, 2-1, contropiede scandianese, esulta col pubblico, gran merito anche di Fontanesi che l'ha pescato molto bene al volo in questo contropiede in superiorità numerica. Scandiano mette la freccia e va avanti a 14:52 dal termine del primo tempo. Scandiano 2, Tiene 1. Gran gol di Nicolò Busani, veramente. Attenzione ora dall'altra parte, subito gol! Non ha fatto in tempo lo speaker a segnalare il gol di Busani, che subito gol di Ballardini, 2-2. 9 secondi se ho visto bene da un gol all'altro, e quindi l'abbiamo detto, Scandiano deve stare attenta, Tiene che è micidiale nelle azioni d'attacco. Ballardini, doppietta per lui, quota 6. Busani va in doppia cifra a 10. Alza e schiaccia, attenzione di Dei Nite. Il gol è stato bello di Busani perché comunque contropiede, organizzato bene. Fontanesi, bella palla e ha trovato il set all'altro angolo. Ora 3-2, attenzione, Mandarini, gol di Mandarini. E qua Tiene, va in vantaggio, una partita molto bella, dobbiamo dirlo, però ora il Tiene a essere in vantaggio con un gol di Mandarini, 3-2, i contropiedi li sanno fare molto bene, giocatori di Nicola Retis veramente, e adesso il Tiene in vantaggio, mutolito il pubblico scandianese, perché dopo il gol di Busani si pregustava la partita in vantaggio. Perde palla Rocca, attenzione qua forse Scandiano un po' in bambola. Busani dopo un batti e ribatti riesce a riconquistare palla. Andiamo con ordine, passato in vantaggio Scandiano con Barbieri, poi pareggiato subito la rete di Barbieri da Ballardini. Scandiano torna in vantaggio con Busani e prima Ballardini e poi Mandarini hanno portato in vantaggio il Tiene, che ora conduce per 3-2. Attenzione all'altra schiaccia di
Ballardin dall'altra parte, già coperto in difesa, tiene a un vantaggio di 4 contro 3, ora ristabilita parità tra attacco e difesa. Rocca, Deinite, più di Deinite, Scandiano non deve perdere la testa, manca una vita ovviamente, è passato un quarto di partita, però ha capito che deve stare molto attento a questa squadra, il tiene perché se è terza in classifica c'è un motivo, se ha battuto il Novara c'è un motivo e se ogni volta che va in attacco crea qualche problema un motivo c'è e quindi non deve lasciarsi, tanto gran parata su tiro in uscita di Poli da parte di Vecchi, non deve lasciare troppo spazio e soprattutto superiorità numerica nei contropiedi come è avvenuto nell'ultimo gol. Conzato intanto cerca di liberarsi di Fontanesi, commette fallo, il primo fallo di squadra dopo una vita. Attenzione, ora palla veloce, subito il gol di Ballardin e qua Scandiano dorme, time out inevitabile per Cupisti. Scandiano proprio con un sonno profondo in area, non è bastato un episodio, non è bastato un secondo, un terzo, ce ne vuole un quarto per svegliare questa squadra che dorme sulle punizioni veloci di Tiene. Si sapeva già, bastava vedere una partita indietro di Tiene per vedere come sfruttano queste punizioni veloci e le azioni di velocità in contropiede. Stavolta colossale dormita della difesa scandianese e Scandiano e Tiene ora condice per 4-2. Tripletta di Ballardin e rete di Mandarini consentono a Tiene di essere in vantaggio per 4 reti e 2 al Pale Regnani. Reti di Lollo Barbieri e Nicolo Busani per Scandiano che ora dovrà cercare anche con calma perché manca tanto, però con più testa e soprattutto più attenzione a non lasciare troppo scoperte la sua difesa. Rocca, palla per Fontanesi che cerca di guadagnare un po' di spazio all'interno dell'area, va all'indietro per Cinquini che intanto è rientrato, scarica per Busani, palla, attenzione, questa palla pericolosa in orizzontale per Cinquini, ancora all'indietro per Rocca, finta di tiro, poi palla, attenzione, recuperato, un 2 contro 1, deve ritornare Fontanesi dal Pra, attenzione, palla dentro per Mandarini, imprecisa questa volta, è stato Ballardin. Fallo di squadra scandianese, il secondo, 0 ne Tiene, 12-0 al termine, Scandiano 2, Tiene 4, micidiale, Tiene finora in contropiede e con queste punizioni veloci, segno che la squadra c'è di testa, di fisico e sta giocando veramente bene la squadra di Nicola Retis. Conzato che ha un po' di spazio, parte sempre con i seguenti tagli che stanno facendo molto male a Scandiano. Fontanesi, Rocca, Busani per Cinquini, pescato bene in fondo da Nicola Busani, palla dentro, un po' forzata in questa occasione, il rimpallo lo favorisce, poi Rocca, Busani, palla, lamenta una deviazione di Poli che non c'è e quindi possesso ritorna per Tiene che ha fatto a rientrare Rigo, Mandarini in possesso di pallina, un gol anche per lui, scambia con Conzato, sempre Mandarini, Rigo, Poli, pubblico ammutolito, non si aspettava, attenzione ora Vecchi riesce a recuperare da un suo errore sul prima parata, su un tiro che sembrava innocuo, parte Rocca, cerca di sfruttare un blocco, non vede la luce per servire un suo compagno, poi fallo di squadra in blocco di Cinquini, quindi palla che tornerà
giocatori veneti, 10-50 da giocare, 2 reti di vantaggio per il team, nulla è perduto, cioè anche il pubblico potrebbe spingere un pochino la squadra scandianese, che comunque manca una vita, ha iniziato bene Scandiano questa partita, sul 2-1 non è stata attenta perché si è persa forse in festeggiamenti o si è rilassato un po' troppo di testa e ha subito prima il pareggio, poi altre 2 reti e quindi un vero e proprio knockout. Gonzato, finta il tiro, scarica per Poli, aspetta un taglio, giocano molto sui tagli in area giocatori di Nicola Retis. Ora una palla un pochino vagante, non arpionata dalla difesa degli uomini di Alessandro Cupisti, poi Rocca recupera pallina per Busani, cerca dall'altra parte Fontanesi un taglio, ci arriva prima il lungo Comin e quindi riparte Gonzato che cerca di farsi spazio. Poli sembra di giocare a porte chiuse dal silenzio, veramente di persone ce ne sono, ve lo garantisco. Tiro di Rigo, lo vede partire Vecchi che risponde presente. Pronto ancora intanto Lollo Barbieri a rientrare in pista. Poli, Rigo, bisogno di un'iniezione di fiducia alla squadra di Cupisti, di un'azione ben congegnata, di un po' di fiducia, deve riprendersi un po' di autostima. La squadra prima in classifica Scandiano, ricordiamo, in battute, deve capacitarsi di questo, rendersi conto delle proprie potenzialità, lo deve fare anche abbastanza presto adesso per non impedire. Gol di Mandarini, gran gol, gran azione corale che ha mandato al tiro Mandarini da solo per questo 5-2, Scandiano annichilito. Triplette di Ballardini e doppiette di Mandarini hanno mandato proprio Scandiano sotto shock. 9-0-5, 5-2 per il Tiene. Sembra veramente una partita d'allenamento per il Tiene in questo momento, deve scrollarsi Scandiano, qualcosa deve accadere perché comunque un po' il morale sotto i tacchi, deve un pochino riprendersi. Scambiano intanto Busani e Barbieri che è rientrato, Rocca se ne andare in area, cerca e trova il casco di Comin, ancora Scandiano, bisogno di un gol Scandiano per rimettersi in carreggiata, adesso partita è molto lunga ma lo deve fare presto. Rocca all'indietro per Busani, parte dall'ultimo uomo, cerca di sfruttare il blocco di Fontanesi, poca velocità. Ancora Rocca all'indietro per Busani, Barbieri, Rocca, palla per Fontanesi che ha cercato dall'altra parte Barbieri, palla giunta a destinazione ma in un punto non pericoloso, ancora Lollo Barbieri, 5 secondi per andare al tiro, un alza schiaccia non proprio nelle sue corde, scade il possesso, non ha toccato il portiere e quindi la palla torna al Tiene. 7:51 da giocare, Rollero che Scandiano 2, ok, Tiene 5, avete capito bene. Vantaggio di Lollo Barbieri per Scandiano, poi dopo 25 secondi aveva un po' illuso i tifosi rosso-blu. Sarà la maglia bianca forse, ma non è il solito Scandiano, o meglio lo è stato per pochi minuti, poi perde palla a Rigo, attenzione Busani, Nicolò, attenzione il tiro, respinge Comin, Fontanesi 3 volte, non riesce, Comin ci arriva ancora, sfortunata qua Scandiano in questa occasione, pubblico che ora si fa sentire, più che altro, più che per incitare, per cercare di svegliarli questo torpore. Attenzione, ancora spazio per Poli che va alla conclusione pulita, bravo Vecchi a respingere, dall'altra parte Rocca ma è solo, palla per Busani, giunge in posizione non pericolosa, parte Fontanesi, Barbieri,
Rocca, Fontanesi, ancora Rocca per il lontano Busani, ancora Rocca, difende molto bene, la squadra tiene ora in fiducia ovviamente. C'era una deviazione di Fontanesi che avviene ma la palla finisce fuori, quindi ancora Mandarini, autore di 2 gol, ottima prestazione del numero 7. Ora intanto Dal Pra che rientra già in possesso di pallina, 6:25 da giocare, 5-2 per Tiene, va proprio in vantaggio, dicevamo, Barbieri Scandiano, poi una tripletta di Ballardino, una doppietta di Mandarini. Era tornato anche in vantaggio dopo l'1-1 Scandiano con la rete di Busani. Attenzione, Mandarini ora riesce a tirare, se la Fontanesi a terra forse l'arbitro qua poteva fischiare per una situazione un po' pericolosa. Il tiro comunque finito fuori, riesce Fontanesi, rientra Deinite, è pronto a rientrare anche Ballardin, sponda Veneta, Barbieri, palla imprecisa, qua poteva lasciare andare l'arbitro Moretti nel momento in cui la palla non si era fermata in mezzo alla rete, all'esterno della rete. Rocca, Deinite scambia con Rocca, ancora Deinite, cerca un po' di spazio, non riesce a servire Barbieri, attento Rigo che prende la palla con le sue lunghe leve, ancora lui in possesso di pallina, Mandarini per Capitan Conzato, palla dentro, attenzione, conclusione, poi fa fatica a uscire Scandiano proprio dall'area, in questo caso ancora Deinite, molto più combattivi, giocatori di reti, sembrano in casa loro, la difficoltà Scandiano proprio anche nel pattinaggio si vede. Busani, 4:45 ancora da giocare, Deinite scambia con Barbieri, ancora Deinite, hanno contato un tiro in porta dopo la pioggia di gol Veneta, un tiro pericoloso da parte di Scandiano su errore dopo un cincischiato di Rigo, palla che l'illusione ottica del gol di Deinite sul primo palo, cosa che non è avvenuta, va a caccia della palla Barbieri, attenzione che si scontra contro Conzato, scontro fortuito, scontro cestato, fallo di squadra, giusto, perché comunque è andato un po' con veemenza, corpo su corpo, quindi non ha usato la stecca, niente di cattivo, però insomma. Conzato dice ma hai dato una gomitata, forse no, gomitata mi sa eccessiva, è stato un corpo a corpo che è un fallo di squadra, giusto, corretto, quindi riprenderà palla, però è questa la grinta che ci vuole, con Barbieri deve un po' svegliare un po' la squadra che è ancora sotto shock inevitabilmente, perché comunque la manovra è molto lenta, poche idee, si fa molta fatica Scandiano stasera, deve ricordarsi che è capolista non a caso e quindi deve comunque sfruttare le sue certezze, la sua tecnica, le sue iniziative, il suo attacco. Attenzione, ora perde ancora palla, ancora Ballardin si ritrova la rete della palla del poker addirittura, cosa che per fortuna di Scandiano non è avvenuta. 7° gol intanto per lui, segnano tutti del Tiene, si vede, si capisce che è una squadra forte, soprattutto in attacco. Ora perde questa pallina, attenzione Deinite, tiro di Deinite, finisce fuori, poco convinta anche questa conclusione di Davide Deinite che di solito avrebbe tirato giù la porta. 3:42 da giocare di questo primo tempo, roller hockey Scandiano 2, hockey Tiene 5. Scandiano 21 in classifica, stasera Novara gioca contro San Rigo, l'ultima della classe, non c'è niente di scontato, però potrebbe anche sorpassare Scandiano questa sera. Vediamo come va questo match intanto, 3:40 dal termine di questo primo tempo, Tiene
nettamente in vantaggio fino a questo momento, nettamente padrone della pista dopo il 2-1 momentaneo ovviamente di Niccolò Busani. 4 reti dei veneti che ora cercano, non si accontentano, si vede, stanno giocando, stanno cercando ancora di attaccare. Rocca devia questa prima iniziativa, palla sempre ai giocatori, lo tiene, la prende Vecchi, una buona parata sul primo palo, 7, quindi sempre in avanti la formazione di Nicola Retis, 3-11. Ballardin, palla deviata, sempre possesso per i giocatori, lo che tiene. Ballardin all'indietro per Del Pra, Rigo, ancora Del Pra, palla dentro ancora per il taglio di Gonzato che non avviene, va in contropiede Rocchi in 1 contro 1, difficile concludere, visione deviata, ancora lo spagnolo per Barbieri, il tiro viene deviato da Del Pra, era lasciare correre qua l'arbitro perché si era sbagliato prima, si è sbagliato anche adesso perché comunque la palla era in gioco, si tocca l'esterno della rete, poi è subito giocabile, non si vede perché deve fermare il gioco. Palla che rimane comunque a Scandiano con Busani, indietro per Deinite, cambia con Rocca, sempre Deinite, Rocca, Barbieri, Deinite, Busani, palla dentro, controllata questa azione scandianese da Rigo che va dentro, poi cercano a tutti i costi un'azione offensiva. Qua poteva Rigo magari giocare un po' col cronometro perché comunque il vantaggio di 3 reti qui a Scandiano, vogliono sempre comunque attaccare e non fermarsi, magari a gestire il possesso per qualche secondo in più. Rocca, qualcuno in area, cerca col suo possesso, con la sua tecnica di andare in area, poi va fuori per Lollo Barbieri da lontanissimo il tiro Freda del guantoni di Comin che respinge ancora Lollo Barbieri, 1,50, cade Lollo Barbieri, attenzione, contropiede Rigo per Ballardin sul primo palo, conclusione presa da Teo Vecchi, poi ancora Ballardin da dietro porta. Scambia ancora con Rigo, Dal Pra che ha molto spazio, cerca di entrare in area, non sa un po' lui cosa fare, anche forse perché è arrivato al capolino, non è riuscito a scaricare palle, poi ancora lui in possesso di palle col 19, cerca il taglio di Ballardin ma che non segue, quindi il possesso ritorna a Scandiano con Busani, questo clima mesto in questo momento veramente di silenzio irreale qua al Palarignani, siamo abituati a sentire ben altro rumore. Busani dietro porta, ritmo basso imposto da Scandiano, non riesce ad alzarlo, ci prova Deinite in questa conclusione, poi palla alta, ritorna in possesso scandianese, 51 secondi dal termine di questo primo tempo. Busani all'indietro per Barbieri, cerca di sfruttare questo blocco, sa con lui Dal Pra, bella palla di Deinite che non riesce a concludere, forse non se l'aspettava. 34 secondi, non può andare fino al termine Scandiano, ma comunque un po' di secondi per andare al termine, ne ha 24 per la precisione, discrepanza di 3 secondi tra i cronometri. Deinite cerca spazio, tiro un po' forzato questo di Davide Deinite, un po' solo, va in contropiede, tiene, attenzione che è scoperta Scandiano, un 3 contro 2, Rigo, palla dentro, non riesce il tap-in di Ballardina, non deve concedere un'occasione così anche Scandiano sul 5-2 in svantaggio con la palla per andare al tiro. Finisce qua il primo tempo non possiamo dire dominato dal Tiene perché nei primi 10 minuti Scandiano era addirittura in vantaggio, ma dopo Tiene ha preso il sopravvento, tra le sue azioni veloci, contropiedi, ha sbagliato veramente poco e poi ha difeso molto bene nel momento in cui Scandiano era andata sotto shock per questo
triplo vantaggio per questa formazione di Nicola Retis. Ricordiamo le reti: per Scandiano Lollo Barbieri e Nicola Busani, triplette di Ballardin e doppiette di Mandarini per il Tiene, e quindi Tiene che conduce qui al Palaregnani per 5 reti e 2 contro Scandiano. Ci sentiamo fra poco per i secondi 25 minuti di gioco.
Amici sportivi e appassionati di hockey su pista, bentornati al Palaregnani per questo secondo tempo. Roller Hockey Scandiano contro Hockey Tiene, 10ª giornata del campionato nazionale Serie 2 Girone A, la prima giornata di ritorno. Primo tempo che si è concluso con il Tiene in vantaggio qui al Palaregnani 5-2, ed è una notizia perché Scandiano, ricordiamo che è in testa alla classifica e imbattuto finora. Partita d'andata, ricordiamo, finita 4-1, stavolta ci sono 3 reti di differenza, ma Tiene ad avere un vantaggio meritato, lo diciamo subito per chi non avesse visto il primo tempo. Sandro Rainieri vi parla, sono subito contropiede, Poli per Mandarini, palla sbagliata, un po' lunga qua, Tiene subito in contropiede, pericoloso. Sandro Rainieri alla voce, Alessandra alla telecamera, Davide, Fabio e Leo in regia, li salutiamo, formazione al completo. Quintetti, diamo un occhio subito, in porta c'è un avvicendamento in casa Roller Hockey Scandiano, è Jacopo Varavegge, difendere alla porta rosso-blu, stasera in maglia bianca. Scandiano attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi per questo secondo tempo. Salutiamo gli amici che ci ascoltano sui canali YouTube, Fisher di YouTube per questa partita. Primo tempo che era iniziato bene per Scandiano, dopo 25 secondi in vantaggio con Lollo Barbieri. Subito pareggio di Ballardin, subito, lo rimarchiamo. Tornati in vantaggio Scandiano momentaneamente con Nicola Busani, poi 4 reti del Tiene, segnate 3 Ballardini e 2 Mandarini per Scandiano. Abbiamo detto Busani e Barbieri in questa partita che sembra stregato, anche un po' di nervosismo per i ragazzi di Alessandro Cupisti. Vediamo se poi il Tiene saprà mantenere questo vantaggio, che ha giocato benissimo, ha sfruttato quasi tutte le occasioni, attacchi molto pericolosi, veloci, tanta intensità per i ragazzi di Nicola Retis. Veramente complimenti per questo primo tempo. Poi vediamo come finirà il secondo. Scandiano deve reagire un po' con la testa, con il cuore e metterci un po' del suo, perché comunque è rimasta scioccata da questo, diciamo subito dal 2-2 veramente, che è giunto proprio dopo 7-8 secondi, se abbiamo visto bene. Non abbiamo visto i tabellini ancora, dal momentaneo vantaggio di Busani, da lì non si è più ripresa. Abbiamo contato forse un tiro in porta, ci prova ora Busani dalla distanza, conclusione velleitaria, va in avanti Mandarini sul lato destro, scarica all'indietro per Capitan Conzato. Quintetto scandenese, vi dicevamo, Jacopo Raveggi in porta, attenzione, Poli si libera di Barbieri sotto gamba, gol di Poli, si iscrive anche lui tra i marcatori, anche se è andato dentro un po' con una difesa di burro, è stato concesso troppo spazio e porta a sé le marcature del Tiene in questa partita che sembra segnata. Scandiano è uscito dagli spogliatoi come ci è rientrato, non c'è stata ancora questa reazione, questa sveglia. Il pubblico ha ammutolito, vi garantiamo che 300 persone ci sono, belle e buone, ma non si sente volare una mosca. 6-2, tutto vero, sta vincendo il Tiene qui a Scandiano con largo merito. Bel gol questo di Poli, in sottogamba, 11ª rete stagionale per lui ed è quello che ne ha segnate di più di tutti quelli a referto. Roca tiene palla dietro porta per Fontanesi, all'indietro per Lollo Barbieri. Dopo 3 minuti di questo secondo tempo Lollo Barbieri chiede un po' troppo a se stesso, va in contropiedi in 3 contro 2, Tiene Mandarini, Conzato, palla dentro per il tapping di Mandarini che non riesce per niente. Torni davanti Scandiano con Roca, un 2 contro 3 piazzata la difesa di Retis, quindi non può andare all'attacco. Barbieri, Busani, Fontanesi, all'indietro per Barbieri, può tirare, da lì Barbieri cerca di andare in avanti, va in area, tiro debole, tutto facile per Comin. Dall'altra parte Poli, prima si è liberato molto bene, è riuscito ad andare al tiro però in maniera troppo facile. Poli,
finita il tiro, all'indietro per Rigo, tiene in completo controllo del match dopo 4 minuti del secondo tempo, conduce di 6 reti a 2, 4 reti di distanza. Rocca va in contropiede, cerca di guadagnare spazio, vede Busani che non ci crede fino in fondo, qui si conclude qui questa azione scandianese. Va in avanti ora Mandarini, ma è solo, quindi presumibilmente aspetterà qualche compagno, cerca di liberarsi del suo avversario, ce la fa. Rigo cerca di sfruttare il blocco, Mandarini, parata, gran parata di Jacopo Raveggi su questa veloce combinazione Mandarini-Rigo. Ancora Poli in possesso di pallina, arrivano anche sulle seconde palle per primi, quindi proprio per Scandiano non è proprio giornata. Fontanesi, Barbieri tiene già tornato, non può organizzare un'azione pericolosa, quindi ci deve ancora ragionare su. Busani scambia con Barbieri per il lontano Rocca, palla dentro per Fontanesi, si gira ma non riesce a concludere in maniera potente, quindi buon gioco ancora la difesa veneta a uscire col capitano Conzato. Palla dentro per Mandarini, ancora traversa interna, tiene molto pericoloso ancora una volta. Il vantaggio che quasi sta stretto, i 4 gol fino a questo momento. Il secondo tempo ancora non si è visto Scandiano. Rocca per Busani, scambiano dietro porti 2, poi perde palla Scandiano, va in contropiede Poli per Mandarini, attenzione ancora dentro la palla, Raveggi la tocca in una zona non di sua competenza, quindi il possesso tornerà tra le stecche dei ragazzi allenati da Nicola Retis. Mandarini, Poli cerca di andare in area, ci vuole Raveggi a uscire, l'aveva perso qua Barbieri, si è incuneato Poli. Rocca, Fontanesi, scusate, ora Rocca per Fontanesi, riesce ad andare al tiro stavolta, si è liberato bene, ci arriva Comin che cerca di svegliare i suoi a sua volta, poi il tiro pericoloso ancora Tapin, Mandarini che non riesce, prima Poli poi Mandarini, poi va in 1 contro 2 Rocca, cerca un alzo schiaccio, non riesce a concludere, la palla rimane a lui, scambia con Busani, rimangono in avanti i 2 giocatori in maglia bianca per l'attacco scandianese. Rocca all'indietro per Fontanesi, Barbieri, tiro di Barbieri, respinge Comin, va in avanti Mandarini che cerca di superare Barbieri, ci riesce, va in area, poi senza tante cerimonie viene portato fuori. Pronti intanto i Viareggini, Dei Niti e Cinquini, che insieme all'altro Viareggino, il mister Alessandro Cupisti, seguono la partita in piedi vicino al cancelletto. Rigo steso, Conzato, fallo di squadra e time out, primo questo secondo tempo. Escono Rocca, per il momento esce solo Rocca, rientra Dei Nite, situazione difficile per Scandiano, non abituale. Andiamo in testa alla classifica, imbattuto sotto di 4 reti, non si era credo mai trovato, non c'è bisogno di andare a vedere delle statistiche di questo campionato, in queste partite sempre equilibrate. Esce sì, adesso Fontanesi, rientra Cinquini. La partita finora stregata per Scandiano, che sorride al Tiene, che dovesse vincere questa partita si porterebbe a 18 a 3 punti da Scandiano. Novara ne ha 19, ma un incontro sulla carta facile contro l'ultima della classe, il Sandrigo, quindi potrebbe sorpassare Scandiano di 1 punto. Sandrigo che incontrerà Scandiano proprio domenica, mentre c'è un interessante match Modena-Novara sabato prossimo, e il Tiene se la vedrà in casa col Montecchio, quindi in realtà un turno facile. Le pretendenti al passaggio di categoria sono tante, non solo le prime 4, Scandiano
Novara tiene, correggio, ma il Modena che sta riprendendo a vincere, il Breganze, io le racchiuderei in queste 6 qua. Bassano che pure alle Final Four di Coppa Italia fosse un filino indietro, un po' anche come risultati, come aspettative, che è sempre una squadra di categoria e competitiva, a quota 11 punti, forse sono un po' lontani. Poli si libera per il tiro, ci arriva Raveggi, un po' complicata questa parata, anche poi Busani non riesce a ripartire, lo fa in un secondo tempo, poi perde palla per opera di Dalprà. Tengono molto bene la pista, l'abbiamo detto già delle prime battute, lo vedevamo nel riscaldamento, che infatti vediamo anche Rigo girarsi bene, qua la conclusione viene smorzata, poi Dei Nite per Cinquini, scambiano i due, ancora Dei Nite per Busani, scambiano nel solito fazzoletto come siamo abituati a vedere in queste ultime 2 partite, poi cercano di andare in proprio Dei Nite, stoppato da Rigo, poi dal Pra cerca una conclusione, rasoterra, Raveggi respinge ancora, tiene in avanti, tiro impreciso di Rigo, palla sulla stecca di Busani che a 16:40 cerca ancora di organizzare una manovra per Scandiano, che vede un po' ridotte al lumicino le speranze. Anche la prestazione questa sera dopo il 2-2 si è spenta, proprio come se qualcosa si fosse fermato. Questo tiraccio qua di Busani che cercava forse qualcuno in area, si riesce a Barbieri a recuperare il pallino, poi Dei Nite, anche il tiro lontanissimo, lo prende ancora Cinquini, poi la perde, va in avanti Poli in questo 3 contro 2 per Del Pra, palla dentro, finisce il campo, poi Busani cerca di andare in contropiede, si avvede Ponzato, poi Busani finisce a terra, nulla di fatto, lascia proseguire l'arbitro che è Daniele Moretti. Rigo Conzato per Del Pra, tiro di Del Pra sul primo palo, respinge Jacopo Raveggi che è in porta in questo secondo tempo. Cinquini per Dei Nite, tiro dalla distanza di Dei Nite un po' alto, non sappiamo se è deviato o meno, lascia proseguire, quindi la direzione probabilmente non c'è stata. Dal Pra 15:20 da giocare, Scandiano 2 tiene 6, Del Pra cerca di liberarsi di Dei Nite, palla dentro per Conzato, solo in area, bravo a respingere Raveggi col guantone destro, poi cerca un tunnel Dal Pra, gli riesce, poi cade in area, nulla di fatto in contropiede Scandiano, ma è piazzata la difesa del Tiene, cerca una soluzione Busani che contro Novara gli è andata bene perché aveva segnato in quella maniera, finisce fuori di poco. Rigo cerca l'azione personale, palla dentro per Poli che riesce a concludere, poi palla rimane lì pericolosamente, poi se ne libera Dei Nite, attenzione 3 contro 2, Cinquini, palla per Cinquini, ci arriva Comin, poi la palla, la stecca è alta, Dei Nite, quindi il possesso torna ai ragazzi di Nicola Retis, la formazione veneta del Tiene, torna in possesso di palla con Dal Pra, Ballardini che intanto è rientrato, per adesso top scorer con 3 reti, 2 ne ha Mandarini che ha fatto veramente molto bene, trovare uno che ha fatto male nel Tiene è difficile. L'altra rete bella, quella di Poli, blocco, il secondo fallo di squadra, si arrabbia Lollo Barbieri per questo, un po' maltrattato. Esce ora Barbieri, fa spazio, va in pista Alex Rocca che è in possesso di pallina dietro porta per Busani, vita difficile per gli attaccanti del Roller Hockey Scandiano, non riescono a concludere dall'area, in area proprio. Si prova Cinquini ora, tiro di Cinquini, ci arriva col casco Comin, qua buona opportunità per il 19 rosso-blu, serie in maglia bianca. Non so se Scandiano riproporrà la maglia bianca ancora una volta dopo questa partita, vediamo, partita che
è ancora lontana dall'essere finita, ma a 3/4 se ne sono già andati e non promette bene per Scandiano. E parte Cinquini, almeno un po' con l'orgoglio, si potrebbe provare a fare qualche cosa, alzare un pochino il ritmo. Busani, ancora di casco, Comin sul suo primo palo, applaudito dalla sua panchina. Cinquini, pronto Riccardo Busani a entrare in pista e fa bene secondo noi cupisti. Attenzione, ora la palla non entra per un niente. Questa iniziativa tra Busani e Cinquini fa bene, dicevamo, cupisti a farlo entrare in queste partite Riccardo Busani, perché comunque deve prendere confidenza un po' con la categoria se vuole crescere, e deve farlo anche in queste partite dove sono molto complicate, soprattutto di testa. Deve stare attento, seguire il suo uomo, metterci del suo, diciamo, avere un po' di sfrontatezza, un po' di spregiudicatezza e un po' di irriverenza se vuole comunque emergere in questo sport, e ha l'opportunità stasera di farlo. Vediamo per quanti minuti, ce ne sono tanti ancora che mancano alla fine. È entrato qualche volta Riccardo, quindi l'abbiamo visto più volte. Gol. 12:10 da giocare, Rocca, Busani, Nicola Rocca cerca di sorprendere Comin, poi 2 volte, gol ora di Deinit, ha segnato Deinit, la palla è passata sotto le gambe di Comin e Scandiano realizza la sua terza rete, ora è in svantaggio di 3 reti, Scandiano 3, tiene 6 per questa rete di Deinit che dà un po' di coraggio al pubblico. Questa 11ª rete di Deinit in questo campionato. 11:50, vediamo se Scandiano si muove qualcosa. È entrato Riccardo Busani, ha fatto spazio il fratello Nicolò. Vediamo se si muove qualcosa nelle teste dei ragazzi di Alessandro Cupisti. Deinit, possesso di pallino, l'autore della terza rete scandianese, del 6-3. Ancora Deinit, il tiro con difficoltà, gol, non è gol, no. Fischia giustamente, palla alta, perché la presa troppo alta, Cinquini lo sanno, non protestano, giusto. Però il tiro di Deinit è stato preso a difficoltà da Comin, deve insistere su questo fondamentale. Scandiano, se non riesce a entrare in area stasera, deve concludere da fuori, ha gli uomini per farlo. Fallo di Cinquini, 6º fallo di squadra per il Roller che Scandiano, 2 ne ha, tiene, deve inervirsi Scandiano, manca tanto, deve provarci, deve ancora provarci, non è il momento di lasciarsi andare alle frustrazioni. Perde palla, tiene per 5 secondi, momento un po' difficile del Tiene è questo, se vogliamo trovarlo, che ha già sparacchiato via 2 palline, perso 2 possessi, reti, di questo non sarà contento, dovrà essere contento sì di quello fatto finora, però Riccardo Busani intanto cerca di districarsi in area, non è cosa facile, però ci proverà a dare fastidio alla retroguardia veneta. Tanto va in avanti, azione personale per Poli, perde palla, quello che non deve fare Tiene è quello di lasciarsi andare alle azioni personali. Qua è fallo, è al limite, fallo al limite dell'area, il fallo era di squadra, però non abbiamo visto se era in area o meno, ha battezzato fuori, e quindi questo terzo fallo di squadra. Qua potrebbe provare il tiro Deinit, come incoperto, potrebbe essere un po' anche sorpreso da una conclusione. Attenzione, traversa di Riccardo Busani che si libera molto bene di Dalprà e per poco non sorprende Comin, che ora riesce a respingere questa alza e schiaccia di Deinit. Ancora Deinit chiede time out Nicola Retis, non gli sembra vero. Attenzione, altra deviazione di Busani che recupera palla. Ancora Deinit, buon momento per Scandiano che deve cercare di cavalcare questo momento, si vuole fare male alla difesa del Tiene e a tornare in partita perché il tempo c'è. Rocca, qua perde palla in un primo momento, poi invece non puoi protestare, Alice, vai a prendere la palla invece di protestare con l'arbitro.
Rigo, 10 minuti esatti al termine, Tiene deve organizzare le idee, perché è vero che è in vantaggio di 3 gol, ma la partita è ancora lunga. Ci sarà appunto il time out, abbiamo visto mimare il gesto Nicola Rettis, che deve disperdere il patrimonio finora accumulato dalla sua squadra, e quindi ora Scandiano in possesso di palla, suggerimenti dalla panchina scandianese, tiro di Deinite, palo interno, l'abbiamo detto, deve cavalcare questo fondamentale Scandiano, perché cerca di liberarsi Busani, perde palla, attenzione Riccardo Busani, va Deinite contro il suo diretto avversario, recupera palla per un momento, ancora Scandiano sfortunato qua Deinite, sarebbe stato un gol che avrebbe proprio riaperto completamente il match, peccato per il 7 Viareggino in forza all'Hockey Roller Scandiano. Deve insistere Scandiano, deve crederci ancora, la sveglia è suonata ma deve ancora crederci. Ora Busani per un poco non prende palla a Poli, non deve specchiarsi troppo, Tiene nella bellezza dei possessi e dei virtuosismi personali, perché la partita è ancora lunga. Recupera palla Riccardo Busani, gran impatto è il suo questa partita, poi Rocca esce, intanto Cinquini, rientra il fratello Nicolò Busani. Rocca, palla per Busani, si gira e tira non con la giusta potenza, e quindi ritorna in possesso di pallina Ballardin per Poli, ancora Ballardin, Rigo, 8:20 ancora da giocare, Scandiano 3, Tiene 6. Continua a spronare i suoi cupisti, attenzione, Ballardin sbaglia un tap-in piuttosto facile a dire la verità, con la Rigo, ora sembra passato un attimo, ha paura per il Tiene. Del Pra, tiro di Del Pra finisce fuori, e time out chiesto, quello che dicevamo di Nicola Rettis in questo momento della partita, dice ok cupisti a Riccardo Busani, che effettivamente ha preso una traversa, si è liberato molto bene, ha consentito anche a Deinite di andare un tiro molto pericoloso, palo interno purtroppo per lui, che non ha riaperto completamente la partita. C'è ancora un po' di tempo per Scandiano, deve fare in fretta a trovare un altro gol, si vuole riavvicinarsi a un pareggio che sembra molto lontano ancora, ma siamo sicuri che ci proverà. Si riprende, 7:52 ancora da giocare. Deinite scambia con Busani, ancora Deinite, cerca il dai e vai con Riccardo Busani, dall'altra parte Poli, conclusione sul primo palo, esce Raveggi che respinge, Busani manda in contropiede Deinite, finta di tiro di Deinite, ha davanti a sé Mandarini che fisicamente lo tiene. Busani, Nicolò, Rocca, Deinite, Nicolò Busani, cerca di sfruttare il blocco del fratello, poi palla dentro, non riesce a prenderla Riccardo, quindi va in contropiede ancora Mandarini che è da solo. Poli, palla lontana, si arrabbia, qua il Ballardin con Del Pra, non riescono a tenere tante palle in avanti, manca poco per Scandiano, si è un pochino spento, si è un po' cullato, un po' sugli allori, ma forse potrà permettersi, non manca tanto effettivamente, Scandiano in area è stato poco pericoloso, tutto concludere da fuori, ora attenzione Busani, cade in area Deinite, nulla di fatto per l'arbitro, dall'altra parte va in contropiede, ci prova Ballardin, gli
si erge come un muro qua Raveggi, respinge. Moretti non se ne sentite di fischiare in questa occasione. Busani, il tiro di Busani finisce fuori, quindi riparte Ballardini in contropiede, va di gran carriera ma è solo, raddoppiato all'indietro per Poli, 6 minuti al termine. Ancora Poli col 13, l'autore dell'unica marcatura che lui tiene nel secondo tempo. Dopo pochi minuti dall'inizio, intanto pronto a rientrare Lollo Barbieri. Mandarini. Per Poli in area, perde palla Ballardini, ancora Del Pra, 10 secondi per andare al tiro, 5:35 ancora da giocare. Palla dentro di Poli, ci arriva Dei Niti come primo, va in contropiede, va Riccardo Busani, palla dentro, finisce fuori di poco questo tentativo di Riccardo Busani che va sulla pallina, poi la recupera il tiene, Dal Pra cerca lo spazio per il tiro, trova la stecca di Dei Nite, va subito fiutando il possesso da lontano, ci arriva Riccardo Busani che va applaudito per come è entrato in pista, ha compiuto anche una traversa e così lo fa il pubblico, molto bravo a ritagliarsi questo spazio. L'ho detto anche Cupisti nelle precedenti interviste che non è importante quanto uno gioca, quanti minuti gioca, ma come lo fa, e l'ha fatto molto bene Riccardo Busani. Va in contropiede intanto il Tiene in questi ultimi 4 minuti e 40, attenzione, palla dentro, il gol di Ballardin che chiude il match. Poker di Ballardin, 8ª rete personale, Tiene vince qui a Scandiano, possiamo forse già dirlo, 7 reti a 3, 4 ancora le reti di distanza, questo contropiede ancora fatale e Scandiano probabilmente dovrà incassare la prima sconfitta stagionale alla prima di ritorno dopo aver concluso imbattuto il girone d'andata. Le partite vanno giocate fino alla fine, al di là del punteggio, al di là delle sconfitte, qua questa sconfitta forse potrà insegnare qualcosa a Scandiano. Mandarini all'indietro per Ballardin, match winner di questa partita. Tiene ha giocato bene in tutti i suoi effettivi, ma Ballardin va data una menzione perché un poker non è cosa da tutti i giorni nell'hockey, e quindi 4 reti per lui sono tante. 4 minuti al termine, intanto si prepara a entrare anche Pellizzari, pronto al cancelletto. Nicola Busani, tiro di Busani respinto da Comin, non riesce a uscire Mandarini, ancora Busani in possesso di pallina, Dei Nite steso qua, cartellino blu, forse era un fallo di squadra. Poli protestare, deve stare attento. Poli deve stare attento a protestare perché ha preso un blu forse immeritato, perché secondo me non c'erano gli estremi per il blu, è un fallo di squadra questo, però protestare magari sul 7-3 rischiando un altro blu o un rosso, perché sappiamo che i cartellini per proteste sono quelli più stupidi, soprattutto quando una squadra vince per 4 reti e mancano pochi minuti. C'è un'opportunità per Scandiano, ci sarà il tiro diretto, ora si va a spiegare l'arbitro che non se l'è sentito di dargli un altro blu, però cioè, io arbitro non mi faccio dire certe cose in faccia e gli do il secondo blu, al di là che poi aveva ragione, perché non era mai un fallo da tiro diretto. Comunque tiro diretto assegnato, forse ci poteva stare prima per Scandiare un tiro diretto nella precedente occasione. Comunque l'ha assegnato adesso Moretti e Dei Nite cercherà di rendere meno amaro questo pomeriggio per Scandiano. Aveva solo un rigore su 2 rigori segnati, un 50%, non ha una statistica sui tiri diretti Dei Nite. Vediamo se sarà bravo e fortunato in questa occasione. A 3:31 dal termine.
Deinite contro Comin, Deinite tira fuori, ancora Deinite, tiro fuori ancora una seconda volta, esulta la panchina del Tiene, sprecata anche questa opportunità. (3:28 da giocare, Scandiano in power play per questi 2 minuti, vediamo se riuscirà a segnare la quarta rete. Tiene che in difesa veramente attenzione, ora ci prova Deinite, ci arriva con la gamba di richiamo, con una super parata anche Comin. Non ne ha effettuate tante di parate Comin in questo secondo tempo. Barbieri, Roca, va giocata fino alla fine la partita. Busani per Deinite, ancora Comin un'altra volta, ci arriva poi dall'altra parte con Lotto Pellizzari, cerca ma non trova Ballardin. Deinite, palla dentro, non riesce alla deviazione di Busani, niente da fare. Pellizzari cerca di andare in zingarata, azione solitaria, tiene la palla, bravo, appena entrato, si è dimostrato di entrare in partita, poi la perde in questa occasione. Roca va in avanti in questo 3 contro 2, Busani all'indietro, Barbieri, ancora Busani. Adesso è importante anche la differenza dei gol, perché se Scandiano ha vinto di 3 gol all'andata ne sta perdendo di 4 in questo secondo tempo, almeno uno dovrebbe farlo, se un tunnel Pellizzari. Scandiano deve pervenire alla rete perché finire a pari punti, deve avere non lo svantaggio nello scontro diretto e quindi è interesse di Scandiano segnare questo gol. Barbieri cerca ma non trova Busani, va a prendere la palla Ballardin, 1:50 da giocare, tiene in vantaggio per 7-3 qui a Scandiano. Palla per Pellizzari, la perde, ora va in avanti Deinite, 1:40, Deinite, palla cercava Busani, palla deviata, poi contropiede per Conzato, poi Francischi un po' col possesso, dall'altra parte 1:30, Deinite, palla dentro, deve stare più verso il centro per concludere in maniera pericolosa. Roca, tiro di Roca, ancora Comin, bravissimo Nicola Comin in questa serie, poi stecca su pattino, considerato fallo di squadra. È 1:19, torna in 4, Tiene a giocare. Busani, Deinite, scusate, steso da Pellizzari, quarto fallo, un fallo simile a quello precedente, l'abbiamo detto che quello precedente non era tiro diretto. Barbieri va in area, cade, forse questo è rigore, forse questo era rigore. Attenzione, uomini a terra, arbitro deve fischiare. 1:11 dalla fine, anche per evitare certi nervosismi. C'era un uomo anche a terra, un po' scontenti le due squadre dell'arbitro. Onestamente non un grande arbitraggio, anche perché la partita non era difficile, però tecnicamente un po' povera questa prestazione arbitrale. Palla 2, tanto si riprende a 1:11, c'è stato anche in occasione quando la palla toccava l'esterno della rete, rientrava subito in gioco, fermava sempre il gioco. 1:11, manca poco, possiamo andare già in fase di commento. Questa partita che era iniziata in maniera molto equilibrata, ecco, Scandiano anzi il vantaggio dopo 25 secondi con Lollo Barbieri, poi anche la ripresa subito sull'1:1, poi 2:1 di Busani e da lì monologo del Tiene che si è portata fino sul 5:1, 5:2 momentaneo di Scandiano, il 6:2 poi 6:3 per Scandiano, il 7:3 ancora a ristabilire le distanze, che sono 4 le reti di distanza. Riprende palla Ballardin, attenzione a falli stupidi, l'avevamo preventivato questo ottavo fallo di Deinite, però troppo nervosismo, deve stare attento Scandiano, ci sono le altre partite, bisogna chiuderla questa, lasciare trascorrere qualche secondi, farsela passare, perché la partita questa ormai è finita e non vale la pena andare a commettere falli inutili o in proteste evitabili. Va in avanti Ballardin, para Raveggi questi ultimi 10 secondi. Roca sembra tutto più calmo, accetta questa
accetta la sconfitta Scandiano e si chiude qua la partita con il Tiene che vince meritatamente qua al Pala Regnani. Una partita che abbiamo detto vinta molto meritatamente, qualche ancora discussione tra Ballardini e Busani, partite finite, si scambiano la mano, è tutto finito, Scandiano deve voltare pagina, dimenticare in fretta questa partita in cui è andata sotto con Tiene che ha giocato molto meglio, dobbiamo dirlo, e va dato merito e atto ai giocatori che stanno festeggiando questa vittoria del Palaregnani, prima sconfitta stagionale per Scandiano in questo campionato. Perde 7 reti a 3, poker per Filippo Ballardini, 4 reti per lui, 2 reti per Marco Mandarini, 1 rete per Andrea Poli, per il Tiene, per Scandiano le reti di Lorenzo Barbieri, Niccolò Busani e Davide Deinite. Si chiude qui questa partita, Tiene che va a 18, Scandiano rimane a 21 in attesa di vedere cosa fa Novara questa sera in casa col Sandrigo. Domenica prossima Scandiano che giocherà a Sandrigo proprio, il Tiene se vedrà in casa un derby veneto contro il Montecchio Precalcino. È tutto, Sandro Rainieri vi ringrazia e vi saluti, vi dà appuntamento alle prossime partite interne casalinghe del Roller Hockey Scandiano.